diceva un tempo, parla di un ammazzamento che è nella prima riga. L'assassino non bisogna aspettare alla fine per sapere chi è, c'è all'inizio. In un bar affollato notte e giorno, in un'estate più torrida di questa che stiamo attraversando, un commerciante omosessuale che crede di tenere nascosta a tutti i suoi orientamenti sessuali, vede uno sconosciuto, si invaghisce, ha un'attrazione sessuale, riesce a convincerlo a seguirlo a casa sua e lì, per un rifiuto di quest'uomo, lo uccide. Preso da un raptus, lo uccide. E il senso del romanzo è questo: un cadavere che si deteriora mentre un gruppo di borghesi legati sin dall'infanzia da uno scellerato patto esistenziale cercano di liberarsi di questo cadavere in una città che imputridisce insieme al morto. Questa è la trama. Allora, come diceva Uccio, tutto il romanzo è giocato sulla attesa ansiosa, spasmodica, che permetta ai 5 componenti di questo sodalizio di trovare un sistema per liberarsi del cadavere. Ve lo ha spiegato Uccio. Questo cadavere giace sul pavimento di un appartamento nel centro di una città che è Sassari, anche se Uccio non la menziona mai Sassari, poi magari parleremo anche di questo. I 4 amici, oltre all'autore materiale dell'omicidio, che è un commerciante fallito, insomma, che è commerciante ma in realtà lo è perché il padre ha deciso di fargli fare il commerciante, ma non ha nessuna abilità e nessuna vocazione per svolgere questa professione. Ma oltre al commerciante ci sono un giudice, un medico, un politico è un bancario che però è un bancario infedele, nel senso che è un bancario che apparentemente ha le sembianze dell'impiegato modello, ma in realtà la maggior parte dei suoi proventi proviene da attività illecite. La domanda è questa: tu mi dicevi che non è il caso di accostare troppo questa vicenda a Sassari, anche se tu la immagini a Sassari, perché potrebbe essere avvenuta in una qualunque città di provincia, e parli di una borghesia che evidentemente dimostra un certo decadimento. C'è un passaggio, un capitolo del libro nel quale tu parli, o meglio fai dire a 2 personaggi che sono, come dire, descritti un po' in penombra, in modo un po' marginale, cioè un senatore, un assessore, diciamo sì, figure di secondo piano, anche se poi in realtà tu li immagini come veri manipolatori della realtà di quella città. E quelli parlano degli indifferenti di Moravia, che evidentemente io trovo che abbia un qualche legame con ciò che tu hai scritto. Mi spieghi meglio questa relazione? Gli indifferenti, come molti di voi sapranno, è un romanzo pubblicato in pieno periodo fascista da una casa editrice che apparteneva al fratello di Benito Mussolini, l'editore del Popolo d'Italia, il quale non si era accorto che era la più cocente denuncia della borghesia fascistizzata che fosse mai stata pubblicata in Italia. Gli indifferenti è la storia di un gruppo, di una famiglia che assiste con indifferenza, appunto con senso di opportunistico distacco alla decadenza etica della classe dirigente italiana durante il fascismo. Il proprietario di questa casa, che è un vecchio uomo politico, manipolatore, esponente della vecchia guardia politica, quella in cui quando uno prendeva le tangenti ancora, a parte se le metteva in tasca, però con parte di quelle costruiva qualcosa. Stiamo parlando della vecchia classe dirigente democristiana, socialista, eccetera, della Prima Repubblica. Quest'uomo politico, alcuni suoi amici riescono a mantenere una centralità di potere in questa città immaginaria anche durante l'attuale politica, durante l'era del populismo.
questo politico è molto colto, ha una libreria molto interessante dove ci sono anche delle prime edizioni, tra cui quella degli Indifferenti. E la citazione, quando succede un qualcosa dentro quello studio, parlando degli Indifferenti, questo uomo politico dice del deputato populista, che è uno dei protagonisti del libro, ma guarda che scemo, adesso c'ha il potere, invece di usarlo per distruggere noi cerca di imitarci senza riuscirci. Occorre precisare che oltre al senatore, che è la figura di cui parlava adesso Uccio, c'è uno dei personaggi più importanti del libro, che è il politico. Si chiama Natale ed è un politico che non è mai stato politico, non ha un curriculum alle spalle, ma approfittando di una certa ondata populista ha avuto la fortuna o forse l'abilità di infilarsi nel partito giusto e alla fine di essere eletto come deputato. Quanti ne conosciamo di questi? Questo mi serve per introdurre la domanda che ti faccio adesso, ed è questa. Alla fine del libro c'è la formula rituale che si usa sempre, che trovate anche poi nei titoli di coda del film, pure ambientato in una città reale. L'odore della città va letto per quello che è e vuole essere, solo un'opera di fantasia. Quanto c'è di vero in questa formula rituale e quanto invece ciò che è scritto trae la sua origine, la sua ispirazione da fatti che hai realmente vissuto. Io sono costretto a ripetere che un giornalista che per tutta la vita ha svolto questa professione non ha sempre potuto scrivere tutto, non per autocensura, ma perché certe cose non si possono scrivere. Nel mio piccolo giornalista l'ho fatto anch'io. E ho la sensazione che spesso questi ritagli di esperienze, che non possono essere poi resi in una cronaca giornalistica, finiscano in qualche modo in un magazzino mentale dell'autore, che poi li rende magari in una fase successiva in opere di altro registro, e quindi anche magari nei romanzi che tu hai scritto. Io posso parlare della mia esperienza di giornalista. Adesso riflettendo, mentre Francesco parlava, riflettevo su questa cosa, ma cosa c'è della mia esperienza in questo libro? L'unica cosa che ci vedo di interessante, ma ti rispondo con la massima sincerità, è una certa conoscenza degli stadi di putrefazione del cadavere, perché purtroppo ho fatto cronaca nera e mi è capitato di vedere cadaveri scoperti in varie fasi. Possiamo aprire un breve inciso su questo? Allora, ci sono pagine intere del libro che sono dedicate ad una minuziosa descrizione di come un corpo umano, magari il dottor Becco ci può essere utile, lo stato proprio fisico, la sembianza che assume un cadavere, che giorno per giorno poi ovviamente cambia, così come avanza lo stato di putrefazione, peraltro in una situazione ambientale che è particolarmente favorevole alla putrefazione, perché parliamo di giornate estive che Uccio immagina particolarmente calde, e quindi ci sono tutta una serie di racconti, di piccole cartoline in cui si spiega come il cadavere si corrompe, si modifica, lo spargimento di umori, di liquidi, insomma una roba da medicina legale, insomma. Non compreranno mai il libro. No. No, naturalmente io non mi sono basato sulla mia esperienza personale, ma come per tutto ciò che scrivo ho chiesto delle consulenze, in particolare per descrivere esteticamente, soprattutto esteticamente, perché l'aspetto scientifico non mi interessava, le varie fasi della decomposizione. Ho parlato a lungo con uno dei più bravi medici legali sardi. Per quanto riguarda la mia esperienza giornalistica, io di ciò che si racconta in questo libro, del retroscena di una borghesia eticamente decadente, corrotta è forse una parola sbagliata, più che altro proprio così, decadente, una borghesia che se ne sta andando, che non esiste più, che non capisce più qual è il suo ruolo. Credo di avere saputo, imparato più cose da quando ho smesso di fare il giornalista che mentre lo facevo. Sostanzialmente quando si fa il giornalista, chi ha
le notizie vere e le interpretazioni vere delle notizie si fida meno del giornalista, e poi fare il giornalista in un quotidiano vuol dire fare una raccolta molto veloce e spesso superficiale. Diciamo che quando ho smesso di fare questo mestiere, quando sono andato in pensione, ho avuto più tempo per parlare e per riflettere con la gente. In quanto a quello che nella scrittura c'è, nella giornalistica c'è, nei romanzi e nelle commedie che ho scritto dopo, io spero il meno possibile. Io ho avuto anni fa una discussione con un grande intellettuale sardo che anche Francesco conosceva molto bene, Manlio Brigaglia, il quale mi spiegava, prima di diventare uno storico, Manlio Brigaglia è stato uno dei più grandi italianisti, secondo me, della cultura accademica italiana. Brigaglia mi aveva detto: non esiste un bravo giornalista che sia anche un bravo romanziere, e non è mai esistito. Così non è mai esistito un bravo romanziere che sia stato anche un bravo giornalista. Sono esistiti dei giornalisti che hanno anche scritto romanzi, ma in una delle due qualità assolutamente non eccellevano. Tu preferisci essere considerato un bravo giornalista o un bravo romanziere? Adesso romanziere. Io gli avevo risposto, no, non gli avevo citato Hemingway perché su Hemingway ero d'accordo con lui, come giornalista era pessimo, però gli ho citato Buzzati, ma come? Buzzati è un mito, è un grande giornalista, è stato anche un grande giornalista del Corriere. Lui mi ha detto: si vede che tu ne hai solo sentito parlare, non hai mai letto, perché non hai l'età, gli articoli di Buzzati sul Corriere della Sera, e quindi sono andato a cercarmeli. C'erano già si potevano trovare già come si dice, gli archivi internet, e me li ho letti, e c'aveva ragione, erano una porcheria come articoli giornalistici. Parli di quelli da inviato di guerra? Ma di tutti, cioè un giornalista deve saper dare in maniera corretta, semplice, piana, chiara le notizie. Questo è il mestiere del giornalista. E nelle paginoni sui fatti di cronaca nera di Buzzati, la notizia, il giornalista era il poveretto che firmava spesso con la sigla, magari non gli facevano mettere neanche il nome tutto intero, che raccontava quello che era successo. Il racconto di Buzzati era un pezzo di letteratura. Se ci fosse stato solo quello, la gente non avrebbe mai capito qual era il fatto che il giornale raccontava. Per cui sul tuo modo di scrivere io penso assolutamente diversi. Se c'è del giornalismo in questo libro, vuol dire che è un brutto libro. Se qualcuno me lo dice, metto mano alla pistola. Come diceva qualcuno. Come Goebbels. Torniamo alla domanda che ti ho fatto prima. Tu non vuoi che questa vicenda venga legata in maniera troppo forte a Sassari, però io ti devo chiedere questo, cioè quanto c'è di Sassari in questa storia? E te lo chiedo perché tu forse hai la preoccupazione di mantenere alto l'interesse di chi ci ascolta. Però Sassari, anche politicamente, Giuseppe me ne potrà dare atto, ha avuto un'importanza, credo, decisiva anche nella storia di Arzachena. Sassari non è una città come tante altre, è una città che ha dato i natali a 2 presidenti della Repubblica, che ha dato i natali al politico forse più amato del dopoguerra, che è stato Enrico Berlinguer, e che tra l'altro tu conosci anche perché hai scritto su di lui. Quindi la rappresentazione di una città che sta vivendo un momento di crisi forse ci preoccupa, anche perché ricordiamo la storia di una città che è stata veramente gloriosa. Quindi torno alla domanda: quanto c'è in quello che hai scritto di un decadimento che tu eventualmente vedi nella tua città? Guarda, io proprio con Giuseppe, l'ultima volta che ho pernottato qua, mi sono fatto una lunghissima e bella chiacchierata, dalla quale ho imparato, per le cose che mi ha raccontato Giuseppe, come si è formata la classe politica gallurese, in particolare quella dell'asse Arzachena-Olbia. Sono stato a sentirlo con estremo interesse,
capendo una cosa, che i meccanismi sono gli stessi. La classe politica sassarese, pur avendo una storia molto più lunga come città rispetto ad Olbia e rispetto a Zachena, ha seguito meccanismi simili. Sono quelli, soltanto che Sassari ha intercettato una circostanza che è fondamentale. Io l'ho ambientato a Sassari, ma perché volevo ambientarlo in una qualsiasi città italiana, perché per me Sassari è una delle più rappresentative città italiane. Io l'ho sempre considerata una città molto poco sarda, nonostante la notevole immigrazione interna, è molto italiana, e questo non è un complimento, perché il fatto di avere una cultura slegata dall'interno dell'isola ha impedito a Sassari di fare una certa carriera, diciamo così, di diventare ad esempio capoluogo di regione, e in questo è molto simile ad Olbia. Anche Olbia a un certo punto, con Giuseppe mi sembra fossimo arrivati alla stessa conclusione, ha smesso di essere sarda, no? Sì, sono d'accordo. E ha espresso una classe politica più proiettata oltre il mare che prima del mare, sostanzialmente. Quindi se dico che il libro è ambientato a Sassari non voglio dire che è peculiare, dico che è un libro italiano sostanzialmente, che descrive il decadimento, una cosa questa sì preoccupante, il decadimento della classe dirigente della provincia italiana. Per essere precisi e per far tornare la voglia a qualcuno che magari ne sia stato dissuaso di comprare il libro, vorrei dire che... Perché qui tra cadaveri putrefatti e sociologia politica diranno, boh, questa è una palla pazzesca questo libro, non è così. No, fa anche ridere in certi punti, pensate un po'. Sì, certo, fa anche ridere. Non è un manuale di medicina legale, come dicevo prima, c'è amore, c'è anche ulteriore violenza, devo dire, e ci sono diversi personaggi che non sono soltanto quelli che potremmo classificare volgarmente come cattivi, cioè quelli che stanno lì ad osservare questo cadavere nella speranza di trovare uno stratagemma, un espediente per potersi liberare di questa presenza così scomoda in quel momento. Fra l'altro poi noi una volta avevamo fatto un discorso su quello che realmente è il male. A volte l'inettitudine, l'ignavia, la mancanza di presenza sono forse ancora peggiori, ecco, proprio l'indifferenza è peggiore del male, e in questi personaggi io vedo a volte più, mi viene in mente una sentenza di un giudice che a proposito di un grande atleta italiano che non pagava le tasse lo aveva assolto scrivendo che quello lì non era capace di comprenderlo per fanciullesca inconsapevolezza. In molti di questi personaggi mi pare che ci fosse proprio questa mancanza di coscienza, però al di là di questi personaggi negativi ce ne sono altri che sono molto positivi e sono quelli che rappresentano lo Stato. Uno per tutti, Davide, poliziotto che sta per andare in pensione ma che è fedele alla sua deontologia professionale, che è ligio al dovere. La mia preferita, Agnese, che è una sorta di mirandolina goldoniana che sta lì a Sassari, una donna provocante, una bellissima donna molto intelligente che a un certo punto flirta anche con uno dei personaggi del romanzo, però non lo posso dire perché altrimenti togliamo la sorpresa a chi leggerà. La domanda è questa: tu in quale tra questi personaggi ti immedesimi di più? Qual è il tuo preferito? Ieri ti ho chiesto del procuratore e tu mi hai detto, scusate l'espressione, secondo me il procuratore di cui io parlo nel libro è il più coglione di tutti, quindi non te la pongo questa domanda, però ce ne sarà qualcun altro al quale sei particolarmente affezionato, che ti è venuto particolarmente bene nella tua descrizione. Tra l'altro vi dico che la caratterizzazione dei personaggi è perfetta, bellissima. Dopo 30 pagine ti fai esattamente un'idea di cosa intende rappresentare Uccio nel raccontare questi soggetti che poi sono quelli che agiscono e che orientano la direzione della storia. Quale sia il migliore non lo so. Quello che ti piace di più. Quello che vorrei essere di questi personaggi, io vorrei essere Agnese, la loccandiera, innanzitutto perché è bella e ricca, sostanzialmente mi piacerebbe molto essere bello e ricco,
perché è realizzata, è molto contenta di se stesso, e questo in parte lo sono anche io, e soprattutto perché, non vi dico che cosa, ma fa una cosa alla fine del libro che io sogno disperatamente di fare. Lo farei se non ci fosse il problema Per uno che ha la tessera da giornalista. Farei quello che fa Agnese, pagherei molto per poterlo fare. Purtroppo ci sono di mezzo i carabinieri dei quali ho paura, come Sardo, ma lo farei volentieri. Possiamo dare un accenno. Come? Un accenno di quello che fa. Se ci riesci tu. Non so quanti di voi giudichino molesti e assolutamente contrari ad ogni corretta logica dell'informazione quegli pseudo-giornalisti che vanno di moda oggi, no? Che vanno con il microfono, lo brandiscono quasi come fosse un'arma, lo mettono sotto al naso dell'intervistato e lo costringono a difendersi senza lasciargli il tempo di argomentare una risposta. Ecco, a un certo punto nel romanzo... Guarda, bloccati. Uno dei capitoli è intitolato, lo leggete nel coso, Agnese aveva un fucile, e basta, è tutto detto. Ti ho chiesto prima anche di Natale del politico populista. Anche in questo caso devo chiederti se questo identikit corrisponda ad un certo tipo di politico che esiste. Io ti dicevo ieri che avendo tu descritto questo politico che vive in una villa da sogno, che però in realtà è intestata da una prestanome, che è un'anziana signora che forse manco sa di avere quella villa, e che lui poi formalmente è domiciliato in una piccola casa e vive forse ancora con la madre, ecco, vedendo questa rappresentazione io mi sono ritrovato nei identikit di un politico che conosco veramente. Però è una cosa che molto normalmente avviene negli ambienti mafiosi, anche negli ambienti mafiosi con colletti bianchi. Sono cose che succedono anche a Sassari, ma succedono in qualsiasi città del nord e del sud. In quanto al politico, tu poco fa accennavi un politico populista, facevi un riferimento, non è necessariamente un 5 Stelle. Per me il populismo come fenomeno moderno, il neopopulismo naturalmente. Il politico a cui pensavo io non è un 5 Stelle. Il populismo secondo me è attuale, è un fenomeno che ricorda molto l'azionismo del dopoguerra, no? Quando a un certo punto non è riuscita a darsi una struttura di partito, la cultura azionista, e quindi gli azionisti, i vari Lussu, eccetera, eccetera, si sono sparsi in tutti i partiti, persino nella sinistra democristiana, però c'erano azionisti nel Partito Comunista, ce n'erano tantissimi nel Partito Repubblicano, molti nel Partito Socialista, eccetera, eccetera, ed era un fenomeno positivo, perché dava un senso di cultura borghese progressista a partiti che erano molto definiti nel periodo come partiti di classe sostanzialmente, no? Io credo che sia stata la grossa componente azionista che c'era nel Partito Comunista a incoraggiare Berlinguer verso il cammino che ha fatto, verso il comunismo europeo, che ha convinto anche ancora prima Togliatti a fare la svolta di Salerno, insomma, no? Quella dell'accordo con i partiti borghesi. Quindi un fenomeno positivo. Adesso questa diffusione del populismo in tutti i partiti è naturalmente, a mio avviso, un fenomeno negativo. Insomma, in tutti i partiti, compresi quelli più antipopulisti, c'è una componente di persone di dirigenti che prende le decisioni politiche dopo aver visto i sondaggi di opinione e guardato i commenti Facebook, insomma, che si fidano, che vengono incontro al popolo anziché teoricamente, in maniera fittizia, anziché essere loro a proporre al popolo, cioè la politica che rinuncia alla sua funzione pedagogica, e questo porta naturalmente ad un impazzimento.
ad un impazzimento in cui in questo libro io prevedo, io anticipo. C'è un finale sociale, diciamo, di questo libro, un finale che si svolge in piazza, in cui succedono delle cose che secondo me succederanno presto in molte città europee, però anche questo non si può dire, altrimenti si rovina la lettura del libro. Io fra l'altro vi invito, perché ancora non l'avesse fatto, a leggere anche le opere precedenti di Uccio. Lui ha fatto un riferimento poco fa a vicende, diciamo, del primissimo dopoguerra, anzi a guerra ancora in corso, che è il periodo in cui è ambientato uno dei suoi precedenti romanzi, cioè La guerra di Pasca, che qua non abbiamo presentato, ma abbiamo presentato a Cannigione. Anche qua, in biblioteca. Anche in biblioteca, sì, è vero. La guerra di Pasca è ambientata nel periodo, insomma, di quella che possiamo considerare la guerra civile, no? Il 44 a Sassari c'è una ragazza che viene definita nel libro serva, perché allora non avevamo questa ossessione del politicamente corretto, che a un certo punto sparisce e si ingegnano per cercare di individuarla, di avere sue notizie, due personaggi che sono stati due elementi fondamentali della politica sassarese, cioè Enrico Berlinguer e Antonio Piglia, il padre di Francesco Pigliaro, ma poi nella storia interagiscono ancora altri personaggi. E diciamo che quello è un romanzo in cui serpeggia una follia che è presente un po' in tutti i personaggi dei tuoi romanzi, però la domanda che ti volevo fare è questa. Tu ti riconosci di più in quella Sassari? Consideri migliore quella Sassari, quella che hai raccontato nella guerra di Pasca, o quella che immagini in questo presente indefinito che è invece tratteggiato nell'odore della città? Riconoscermi non so cosa voglio dire. Quella Sassari che descrivono nella guerra di Pasca è esistita, ed è esistita esattamente nel modo in cui la descrivo. Perché i personaggi, molti dei personaggi sono inventati nella guerra di Pasca, e personaggi veri, cioè Berlinguer, Antonio Pigliaro, Antonio Segni, insomma tutti i personaggi storici sono veri, sono esistiti, ma nel momento stesso in cui li rappresento sono falsi, sono dei personaggi. È un modo che io ho di rappresentare in maniera plausibile, ma non realistica, ma non vera, ecco, delle persone realmente esistite. Però quella Sassari era davvero così, su quella ho studiato davvero. La Sassari che descrivo, o la città, la Macondo, chiamiamola così, la Vigata, la Paperopoli, cioè la città inventata che descrivo in questo libro, esiste, ma naturalmente è molto più carica questa esistenza di quella reale, insomma. Ma nella struttura è questa. Quando dico che è una città in cui la ricchezza, c'è un banchiere che fa l'usuraio sostanzialmente con i soldi della banca, e dico quali erano gli imprenditori che lui utilizzava, a cui metteva la cravatta per strozzarli? Imprenditori edili, cioè delle persone che avevano investito in palazzi che gli erano rimasti invenduti. E dico, del resto, quali altri possono essere gli imprenditori in una città in cui l'economia ormai è fondata su aree fabbricabili di periferia che con acrobatiche delibere comunali bisogna rendere fabbricabili? In fondo io, essendo un vecchio, non so se marxista o marxiano, penso sempre che l'etica sia una sovrastruttura, e ciò che conta è l'economia, e quando l'economia è distorta, alla fine anche la moralità è distorta. Segui i soldi, insomma. Senti, fra le varie presentazioni... Posso interrompere? Me lo sono scritto perché volevo dire una cosa. Hai fatto un riferimento al politicamente corretto, che secondo me è importante. Stamattina mi ha molto colpito una notizia che ho letto su Repubblica e sul Corriere, e cioè che un giudice d'appello ha assolto due genitori, diremmo
in maniera non politicamente corretta zingari, due rom, non so di che etnia fossero esattamente, che picchiavano i figli, che maltrattavano i figli, e il giudice li ha assolti con la motivazione che la loro cultura era questa. Ed è stata una sentenza che naturalmente ha suscitato scandalo soprattutto nella destra, e suscita scandalo anche in me, che invece sono di sinistra, perché secondo me il modo migliore per ghettizzare una persona è quella di riconoscere il fatto che vive in un ghetto. In questo libro si parla di un omosessuale che è molto cattivo, e alcuni difensori di diritti civili, quando è uscito, mi hanno detto: ma ti sembra opportuno uno come te, che la pensa in un certo modo, parlare di un omosessuale cattivo? Certamente, è la migliore inclusione questa qui, dire che un omosessuale può essere cattivo, può essere un personaggio negativo, così come può essere un uomo con i capelli castani anziché biondi, o una donna che ha le lentiggini piuttosto che una che non ce li ha, insomma. Negativizzare, secondo me, è il modo migliore di includere. Quindi è per questo che mi ha molto colpito stamattina la sentenza di questo giudice, e ho pensato con sollievo che nel libro ho fatto esattamente il contrario. Ti volevo chiedere quali sono state le reazioni e che cosa hai tratto in termini di arricchimento personale dalle presentazioni che hai fatto in giro per la Sardegna di questo libro, cioè ti sono arrivati degli spunti o magari, che ne so, le osservazioni di un qualche lettore che ti ha fatto riflettere su pagine che tu hai scritto e su aspetti che magari manco tu avevi valutato. A volte capita che tu scrivi qualcosa e poi l'osservazione di un lettore ti apre un mondo al quale tu stesso non avevi pensato. Volevo sapere se c'è stata da parte tua qualche... Succede spesso, ad esempio, uno sei tu che per Pasqua mi avevi detto che in Pasqua io volevo rappresentare l'Italia in tutta, come dire, l'Italia stracciata in due, ecco, del dopoguerra, l'Italia disperata che cerca dignitosa, che cercava raccomandazioni e che nello stesso tempo però voleva riscattarsi con il lavoro. Io non volevo che questa metafora ci fosse, non l'ho assolutamente immaginata, però mi sono accorto che poi nel libro c'era. In realtà io penso che l'autore non sappia mai qual è il significato vero del suo libro. Una domanda che odio è: che cosa c'è di te nel libro? Non lo so, e poi non è interessante. Io sono contro il biografismo, ciò che interessa è il libro, non l'autore. E indubbiamente molti anche in questo libro mi hanno detto che, ad esempio, una cosa che io temevo era che questo parallelismo tra la putrefazione del cadavere e la putrefazione della città mi scappasse scritto. Sarebbe stato banale dire: mentre il cadavere si decomponeva anche quella città, deve venire fuori. E ho visto che è stato capito, insomma. Anche se c'è un passaggio, ne abbiamo parlato anche ieri, in un breve scambio di battute tra Davide e Agnese, in cui Davide chiede: ma tu lo percepisci questo olezzo, questo fetore? E lei risponde: è l'odore della città. Quindi non pensi che forse in quel passaggio questa identificazione sia avvenuta? Il titolo originale di questo libro non era l'odore della città, era l'odore della razza, perché a un certo punto Agnese cita un bellissimo passaggio di Simenon preso da Petro Leletton, che dice: ciascuna razza ha il suo odore che le altre razze detestano, e l'editore ha giudicato che il titolo fosse troppo pesante, che loro devono stare attenti, gli editori, ai titoli e alla copertina,
e quindi ha deciso di intitolare il libro con questa frase di Agnese che anche a lui è piaciuta molto. Comunque è vero, l'odore che si sente è l'odore della città, non di quella città in particolare, ma come dicevo poco fa, della maggior parte delle città di provincia italiane. Io vorrei invitare qualcuno di voi però a fare qualche domanda, se gli aspetti che noi abbiamo cercato di veicolare, di trasmettere hanno suscitato qualche interesse. Io vi dico, mia impressione, questo è un romanzo che voi vi leggete in una giornata, perché quando iniziate poi diventa impossibile smettere, perché è scritto come sa scrivere Uccio, perché l'intreccio, la concatenazione della trama ha dei tempi, degli equilibri veramente perfetti. Ho apprezzato molto il fatto che i capitoli non siano troppo lunghi, i cambi di scena sono molto calibrati, per cui dal punto di vista stilistico Uccio, prima di mandare alle stampe il libro, mi manda il manoscritto e mi chiede un parere. Io sinceramente mi sento in imbarazzo, perché è come se, cosa volete che vi dica, che Messi chiedesse un parere su un modo di giocare a pallone all'ultimo dei dilettanti che gioca nelle categorie. I libri che ha scritto Uccio sono veramente tutti uno più bello dell'altro. Questo però secondo me rappresenta il massimo della produzione fino a questo momento. Ecco, vorrei chiedere se qualcuno di voi vuole intervenire, magari il padrone di casa, che in genere è sempre molto... no, non c'è. Eccolo qua. Giuseppe, vorrei che tu dicessi due parole. Io lo devi fare leggere prima il libro. Vabbè, No, scherzo, io ringrazio anche Francesco che è sempre con noi e Uccio naturalmente che è un amico, una Zacchenesi, io lo giudico, quindi credo che sia importante leggerlo prima, perché io voglio prima leggere l'opera di esprimermi, ma sicuramente sarà molto interessante andare anche a vedere i risvolti di questo, posso definirlo giallo? Sì, un noir, giallo noir. Un noir, sì. Dopodiché è chiaro anche che l'interesse della lettura è quello che ti porta a creare un mondo, ognuno legge per modo suo e crea un mondo proprio nella lettura del proprio libro. Il tuo libro sarà per noi un'esperienza di questo tipo. Francesco, ho letto molti libri in cui lui partecipa moltissimi con altri scrittori, addirittura chi ha girato il mondo, che è stato un personaggio che abbiamo presentato anche qua, molto interessante. Serve anche per passare quei momenti di tranquillità. La lettura è una cosa fondamentale, è anche una cosa molto personale. Leggere è una cosa molto personale. Io ho qua anche l'avvocato Parodi, che è un grande lettore di noir, so benissimo, anche un collezionista di opere importanti, e il fatto del libro è, nonostante come possiamo dire, la mediaticità del sistema di oggi, rimane sempre una cosa bella. Il libro da sfogliare è una cosa bellissima. Chiaramente il mondo di oggi va molto più veloce e bisogna approfittarne anche, aiuta sul lavoro, però il libro rimane sempre quel classico che è piacevole maneggiare e sfogliare volta per volta, a seconda anche dell'umore che si ha, si può leggere qualsiasi cosa che si vuole. Se volete intervenire voi fatelo pure, anche perché io sono un pochino stanco oggi, in verità, dopo tutto un peripeziale in giro. E se volete dire qualche cosa, fare qualche domanda al nostro scrittore, al nostro giornalista, non so come definirti a questo punto, perché tu mi hai messo... Su Google è qualificato come saggista. Ecco, saggista, ecco, cominciamo così. Io mi posso muovere col microfono, se qualcuno vuole porre qualche domanda sull'opera, prego. Io non conosco lo scrittore, non conosco l'opera, la cosa che mi ha colpito di più è il parlare della città. Sassari. Parlare della città. È la città, cioè al di là della vicenda, il noir, tante vicende insomma si ripetono nei libri moderni, la città mi ha colpito molto, il fatto che questa città che è simile a molte città di provincia. Purtroppo noi non le conosciamo le nostre città, questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Questa è una bella osservazione.
È una bella domanda. Ci sono due cose sul piano personale che ho seguito. Innanzitutto, quando ho cominciato a scrivere romanzi, ho cercato commedie e cose così, opere di fantasia sostanzialmente. Quando ho smesso di scrivere la verità, che sostanzialmente era quella che scrivevo quando facevo il giornalista, per scrivere balle, che è una cosa molto più divertente, forse utile anche. La mia paura era quella di essere definito scrittore sardo, non perché mi vergogni di essere sardo naturalmente, ma perché scrittore sardo è un cliché. Io a 50 anni ho venduto la moto che mi avevo comprato 7-8 anni prima, perché avevo paura che se mi fosse successo un incidente sul giornale avrebbero scritto anziano centauro quindi ho paura di queste cose, quindi ho sempre fatto in modo di diventare non uno scrittore sardo, ma uno scrittore nato e residente in Sardegna, cioè in sostanza non uno scrittore che parlava di porceddu, di sequestri di persona e roba del genere. E il modo più facile, devo dire, il meno fantasioso, è quello di parlare delle città e non delle campagne, e quindi della mia città, soprattutto quando, approfondendo la storia della mia città, sono arrivato alla conclusione che è una città molto rappresentativa dell'Italia, che è una città sostanzialmente italiana, per cui parlando di Sassari potevo parlare dell'Italia, non per il vecchio detto che si studia nelle scuole di giornalismo, che parla del proprio villaggio, parla del mondo intero, eccetera. Anche questa è una balla. Se uno parla del proprio villaggio in una visione provinciale, in una visione localistica, parla solo del proprio villaggio. Con Sassari è molto facile, perché le dinamiche sassaresi, per un insieme di circostanze, dalla fine del Settecento, dall'inizio dell'Ottocento, rappresentano grosso modo le dinamiche dello Stato da cui di volta in volta Sassari è dipesa, cioè prima dal Regno di Sardegna e dopo dall'Italia. Cioè Sassari è sempre stata più vicina a Torino, a Firenze, poi a Roma, le varie capitali che ha avuto, che a Cagliari o Olbia o Nuoro, come ripeto sempre. E come hai scritto in Rosa Zecchina? E come ho scritto, sì, è vero, e come ho scritto in Rosa Zecchina, che racconta uno dei momenti in cui questo spirito sassarese si è caratterizzato. Nella guerra di Pasqua racconta un momento in cui nel dopoguerra si è consolidata una meravigliosa classe dirigente che è diventata una classe dirigente nazionale e che ha iniziato addirittura un processo di contributo alla ricostruzione nazionale dopo il fascismo, dopo la guerra. Questo libro è venuto dopo e c'è chi dice che è la fine che quel processo ha fatto. Insomma. Grazie a lei per la domanda. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Domanda che devo farti, perché su questo bilancio finale ho visto che siamo in disaccordo. Io considero questo libro un libro fortemente pessimista, ma tu mi hai smentito pienamente, perché tu invece lo consideri un libro fortemente ottimista, o forse moderatamente ottimista, non lo so. Cioè il cadavere che va in putrefazione nel centro più animato della città, con un bar lì vicino, con come dire, una sorta di aristocrazia cittadina che si diverte anche in modo un po' sguaiato, e tutto questo avviene non dico nell'indifferenza, perché non lo sanno, non lo possono sapere, ma dall'idea veramente di un distacco tra quel mondo e un certo buonsenso, una certa forma di civiltà. Quindi per me anche l'intervento finale del procuratore, che io ho visto come una rinuncia, l'ho letto come una sorta di manifesto di rassegnazione. Tu invece mi dici che non è così, che è un libro ottimista. Il libro è ottimista perché esiste chi è il personaggio positivo in questo libro?
sembrerà strano, ma alla fine lo sto giudicando da lettore più che da autore. Alla fine è lo Stato, cioè tutti i rappresentanti dello Stato svolgono un ruolo positivo che spinge all'ottimismo, non perché cerchino di arrestare, di scoprire i colpevoli di vari delitti che si commettono, non c'è solo quello iniziale, e di arrestarli, questo è il meno, è un fatto burocratico quello lì. Il ruolo positivo lo svolgono perché sono culturalmente stupiti delle motivazioni di questi delitti. Ad esempio, c'è chi ammazza per nascondere la propria omosessualità ed è un poliziotto, è un giudice che chiede stupito ai vari protagonisti di uno di questi delitti, che dice ma perché arrivare a questo, perché devi nascondere la tua omosessualità, ma che cosa c'è da nascondere? Cioè è il giudice, è il poliziotto, è il carabiniere, è lo Stato che ha superato questa fase, no? della vergogna sociale. E questo cosa vuol dire? Che c'è un decadimento borghese, un certo populismo cavalcato da certe parti politiche, eccetera, eccetera, che non è riuscito a conquistare una parte importante della società, che è lo Stato. Così come il fascismo, a suo tempo poi il fascismo storico, quello dal 22 al 43-45, non è riuscito a conquistare del tutto lo Stato, come dicono gli storici moderni. Il fascismo ha fatto delle leggi alle quali bisognava obbedire, però lo Stato, cioè la burocrazia dello Stato, non per un fatto etico, ma per un fatto storico, è rimasto sostanzialmente indipendente dal fascismo. E questa è la speranza che adesso, che esprimo in questo libro, insomma. Per cui dico da lettore, non è che l'abbia voluto esprimere razionalmente, mi sembra che questa vena di ottimismo ci sia, anche se un magistrato che alla fine si dimette dalla magistratura perché non tollera più l'ambiente nel quale lavora, insomma, non spinge certo all'ottimismo. Comunque di ottimistico c'è che si lascia capire che a un certo punto Agnese, che la combina grossa, però forse non pagherà del tutto, uscirà da galera prima del tempo per continuare a godersi la vita. Agnese è la mia preferita. Non so se l'abbiamo spiegato, Agnese è la titolare del bar che si trova in prossimità dell'appartamento in cui è avvenuto questo delitto, insomma, e che poi ha un ruolo importante nello sviluppo finale che ovviamente non vi possiamo rivelare. Va tenuto presente che questi 5 personaggi sono tenuti assieme da un tacito patto che naturalmente, insomma, affonda le sue radici nel passato, insomma, in un lontano passato, che poi a un certo punto riemerge. Basta, chiudo qua. Ecco, sul piano estetico, penso, la cosa curiosa di questo libro dovrebbe essere anche sintetizzata nel brano che ha letto molto bene la professoressa, che ringrazio, cioè tutto avviene, molto, non tutto, avviene in un appartamento che al secondo piano, sotto un bar. Al secondo piano vuol dire 6 metri circa, no? Se un piano per convenzione è di circa 3 metri, con le finestre aperte, un bar con decine, forse un centinaio di tavolini che si sono impossessati del marciapiede 24 ore su 24, un bar aperto tutta la notte, un bar chiassoso, anche se la musica finisce a mezzanotte, in cui i rumori, la vita del bar entra in questo appartamento che ha sempre le finestre aperte, poi a maggior ragione quando c'è il cadavere dentro, e quindi questo cadavere va in rapida decomposizione, come se fosse poggiato tra i tavolini del bar. Sembra quasi che la gente lo sappia e giri la testa dall'altra parte. Questo si percepisce benissimo nel libro. Bene, se non ci sono domande, i libri per chi li volesse acquistare sono lì. Ringraziamo Paolo Sorba che si è reso disponibile. Cosa devo dire?
Io ho visto l'altro giorno, non so se ti ricordi Fahrenheit 451, che fra l'altro è uscito come romanzo, me l'hanno inquisito tutti. C'è una, non lo volevo dire, una società distopica nella quale a un certo punto i libri vengono messi fuori legge. Vengono messi fuori legge, per cui il corpo dei vigili del fuoco non si occupa più di spegnere incendi, ma va a cercare gente che abbia questa che detenga insomma dei libri che sono oggetti fisicamente ritenuti illegali, e a un certo punto E Fahrenheit è la temperatura a cui bruciano i libri. Brucia la carta. Esattamente, e a un certo punto viene in questa società tollerato un gruppo di cittadini che se ne sta in una sorta di riserva indiana per conto proprio, con l'unico obiettivo, l'unica finalità di imparare a memoria questi libri in modo tale che questa tradizione, nel vero senso della parola, resti, visto che il libro cartaceo non è più tollerato. Io ho partecipato a serate in cui veramente pensavo che i libri fossero diventati illegali perché la partecipazione era zero, e invece stasera fortunatamente voglio fare un applauso ideale a tutti voi perché ci avete, come dire, rincuorato. È ancora bello potersi ritrovare assieme per raccontare delle storie, così come si faceva una volta quando si stava davanti al focolare a ascoltare nonno e nonna che ti raccontavano gli incontri, i buchili, i voli che ci appassionavano tanto. Grazie a tutti voi, grazie a Uccio, grazie a Carmen, grazie a tutti i presenti. Voleva fare un'altra domanda? No, prego. L'ultima cosa che lo scrittore ha detto. La gente fuori si gira dall'altra parte e lì c'è aspetti che non la so. il cadavere in putrefazione, la gente invece continua a divertirsi, è come se si girasse dall'altra parte. Questa è la similitudine e questa è la decadente, e noi ci giriamo dall'altra parte quando c'è la guerra intorno a noi, è anche questo. Sì, sostanzialmente anche questo. Sostanzialmente anche questo, anche se nel libro la coscienza vera del cadavere in putrefazione non c'è, ma oggettivamente c'è, è lì, è vicino, insomma, non... Vicino a noi, ma non lo vogliamo vedere. Esatto. È questo. Grazie.